siamo da CTF Lab con Andrea e non mi ricordo, Alessio, ok, mi viene sempre Luca, non so perché. Ha la faccia da Luca. Hai la faccia da Luca, hai la faccia da Luca. Comunque, siamo da CTF Lab per il secondo appuntamento per lavorare sulla mountain bike, sulla Epic. Diciamo che sarà un po' un adattamento e capire se facciamo uno step in avanti o se dobbiamo cambiare qualcosa visto che è cambiato comunque il modello della bici. Sì, dobbiamo capire più che altro anche l'utilizzo che ne farai, chiaramente. È cambiato il modello della bici, si è passato a una bici un po' più trail rispetto alla precedente, quindi l'idea è che la utilizzi in condizioni leggermente diverse. Dobbiamo capire se le condizioni, sì, le condizioni di utilizzo saranno così diverse e regolare la posizione di conseguenza. Ok, pronti via Alessio per gli amici di Luca, ok? Posiziona Sì. i sensori per il sistema Retool in avanti. Sì, qua. Ok, perfetto. E cominciamo a pedalare. Sono su quando vuoi. Inizio a pedalare. A quel punto mi viene un po' più facile. Ah, ok. Sempre da girare. Sì. Sì. Per la nuova Epic ci siamo, abbiamo fatto un paio di modifiche tendenzialmente sull'altezza sella e forse anche l'inclinazione della sella, no? Sì, abbiamo lavorato un pochettino sull'altezza e l'inclinazione, in modo che il bacino avesse l'orientamento adeguato mentre pedalavi. L'altezza della sella è stata leggermente ridotta, abbiamo inclinato la sella leggermente avanti in modo che a livello appunto del bacino ci fosse il giusto approccio per evitare dopo fastidi sia alla parte perineale sia delle problematiche in fase di proprio biomeccanica di pedalata. In questo caso appunto abbiamo raggiunto una posizione abbastanza neutra, molto simile a quella che avevi sulla precedente Sul bici. precedente? Esatto. Ok, il gioco è sempre sul come uso la caviglia per pedalare, cioè devo essere più bravo ad attivare i muscoli per richiamare la caviglia e Esatto. sfruttare meglio quella dinamica di movimento Esatto, lì. tendenzialmente fai sempre un po' fatica a tirare quando pedali, quindi essere veloce nella fase di attivazione di tutta la parte che è della flessione diciamo dorsale della caviglia. Ok. E per questo ti ho messo anche nelle condizioni di poter essere un po' più agevolato nell'utilizzare questo tipo Ok. di muscolatura, che è quella che rende anche la pedalata un po' più lineare, cosa che in una bici come questa, pensata per lavorare su sconnesso pesante, può essere molto utile. Ok, ok. Adesso si tratta sempre, come dicevi anche l'altra volta, di prendere questo pacchetto di modifiche, metterlo in atto fuori, e un po' metabolizzarlo e appunto interiorizzare la nuova Esatto. dinamica. Ok, Bisognerà che prendi una coordinazione nel pedalare, che impari a essere diciamo nuovamente coordinato a pedalare ok, con queste misure. ok, grazie. Lavoro sulla bici fatto, grazie Andrea. Ti chiedo solo un dettaglio che è un'informazione importante. Spiega bene i pacchetti per la consulenza biomeccanica come funzionano. La biomeccanica è un pacchetto diciamo unico. Come abbiamo visto in queste sedute viene fatta prima l'analisi posturale, poi viene fatto il posizionamento vero e proprio in bici, dopodiché c'è un'assistenza che è annuale, quindi una volta che si fa il posizionamento, viene fatto un controllo dopo circa 8-10 uscite, dopodiché nell'anno seguente
al primo posizionamento si possono venire a regolare i componenti nel momento in cui ci sia la necessità di fare una regolazione della sella piuttosto che al manubrio per migliorare il comfort o la performance. Ok, e nella prima seduta per la mountain bike abbiamo anche fatto le solette personalizzate SIDAS, Esatto. che fanno parte di uno dei pacchetti. Quello è un pacchetto a parte, viene effettuato nel momento in cui uno voglia migliorare l'appoggio del piede all'interno della scarpa, perché come abbiamo visto migliora la superficie d'appoggio all'interno della scarpa, quindi tutti i formicoli eccetera vengono molte volte risolti da queste solette. Posso testimoniarlo, assolutamente fa la differenza. E questi sono un pacchetto a parte che di norma viene attaccato al posizionamento classico. Alla fine delle sedute tu fornisci via email una scheda con tutte le misure, quindi nel caso una persona volesse replicare le misure su una bici nuova come potrebbe essere questa nel passaggio diciamo dal modello 2020 al 2021 o le misure di base, poi ovviamente sarebbe sempre meglio venire qua, considerato che c'è una consulenza annuale a disposizione, così si affinano le cose. In cui diciamo abbiamo la scheda, abbiamo delle misure di massima che possono essere utilizzate tante volte sulla stessa bici o per valutare nel momento in cui la posizione in bici è perfetta l'acquisto di una nuova bicicletta. Chiaramente nel momento in cui arriva una nuova bicicletta tante volte cambiano i componenti, cambia il manubrio, cambia la sella, per cui tante volte è necessario fare un aggiustamento. Ok, grazie Andrea. A voi. Alla prossima. Altro upgrade